Buongiorno e ben ritrovati amici ed appassionati di Funner. Siamo all'Ostia Lido, si affrontano Pescatori Ostia, Playeur, i padroni di casa in cerca della prima vittoria casalinga, mentre il Playeur punta a mantenere la vetta della classifica. È la settima giornata, categoria promozione. Padroni di casa in completo giallo-verde, mentre ospiti con completo interamente nero. Entrambe le formazioni sono uscite con una vittoria nell'ultimo turno. La Pescatori Ostia ha vinto 0-2 sul campo della Casalotti. Ricordiamo che per questo campionato i padroni di casa hanno vinto tutte e tre le partite fuori casa, mentre in casa hanno raccolto un solo punto nelle precedenti uscite, mentre Playeur, che nell'ultima ha vinto in casa contro l'Aranova e dunque a 14 punti guida momentaneamente il campionato. Sarà la squadra di casa a dare il calcio d'avvio. Tanto gioco fermo in questo avvio, probabilmente un problema alla rete dei padroni di casa. Indisponibile per questa partita, ricordiamo, Ferendeles, portiere titolare del Playeur, una mancanza importante quella degli ospiti, quanto il numero 1 nelle ultime uscite era stato davvero convincente. Playeur imbattuto in queste prime 6 uscite, 4 vittorie e 2 pareggi per la squadra di Luzzardi. E come dicevamo, i padroni di casa invece
hanno quello che di solito è chiamato mal di trasferta, loro lo hanno in casa, il mal di casa. Le 3 partite lontano dalle mura amiche hanno portato 3 vittorie, mentre in casa un solo pareggio in 3 uscite. E dunque tutto pronto per cominciare. Sarà il numero 7 Alesi a dare il calcio d'inizio per la Pescatori Ostia. D'Antoni. Palla girata sulla destra per De Franco. Il numero 2 palleggia, poi viene pressato bene, ma D'Antoni riconquista il pallone, riparte saggiamente dal suo centrale difensivo, poi porta avanti palla all'altezza del centrocampo, prova il lancio che finisce tra i piedi di Cesaretti. Ora la palla mantenuta sull'out di sinistra, poi cambio di gioco per De Franco. Il numero 2 lascia e la palla che viene consegnata a Martini. 1 contro 1 sulla destra, poi prova il passaggio in mezzo, intercettato da un difensore del Play-Eur. De Franco riconquista palla, prova il lancio di prima. Fa buona guardia però Melucci. Ancora il numero 3 sul pallone. Pressato il difensore del Play-Eur, poi lancio lungo di Russo. E la palla scodellata in avanti alla ricerca di Flores e Babbucci. Facile però, uscita di Micucci. Melucci. Controlla Babbucci. Poi prova ad andare da solo. Entra dentro l'area di rigore, la palla sul sinistro. Viene chiuso in calcio d'angolo. Palla all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa che però finisce alto. Chiedeva una deviazione il giocatore del Play-Eur Baronci. Pronto al rinvio il numero 1 Micucci. Spazza Russo e la sfera che finisce in fallo laterale, possesso per i padroni di casa. Placidi aveva tentato di servire il compagno in estirata, palla che però non è controllata questa circostanza. Alesi prova a far proseguire il compagno. Alesi prova il dribbling, viene steso, l'arbitro però non fischia fallo, lo fischia qui dopo l'intervento di Galluzzi, c'è un richiamo per lui. Non sanzionato il tocco su Alesi al limite dell'area di rigore, non può far nulla, però qui l'arbitro sull'intervento di Galluzzi in scivolata ha colpito pienamente le gambe del numero 3 Melucci, che ora è pronto al rinvio lungo.
palla direttamente sul fondo. La gestisce prima che esca Micucci. Poi apre per De Franco. Anzi Galluzzi, scusate. Eccolo De Franco che riceve palla sulla destra. La riesce a tenere in campo. Poi prova il cross in mezzo. La conclusione tentata da Alesi. Fa buona guardia però Ceccaroli nella circostanza. Calcio d'angolo, il primo per i padroni di casa. Sarà Martini ad incaricarsi della battuta. Parte il numero 10 col sinistro, palla in mezzo all'area di rigore. C'è un tocco della difesa del Play Euro e quindi fallo laterale per i padroni di casa. Russo alza il pallone in rovesciata, poi è facile il controllo di De Franco che scodella in avanti. Ottimo il controllo di Martini che poi prova una giocata che però non è precisa nei confronti del compagno di squadra. De Franco con le mani cerca Cesaretti che non controlla, lascia rimbalzare Babucci. Lanzi, Barile apre sulla destra, palla all'interno dell'area di rigore, si gira Babucci che però non riesce a contenere la sfera tra i suoi piedi. Dunque facile la presa di Micucci che riparte subito. Martini vince un rimpallo e poi subisce fallo nell'occasione da Baronci. Poi fallo su una palla alta di Flores. Partita equilibrata per il momento, 0 occasioni da gol, tanto equilibrio. Ricordiamo ottime squadre le due. Play Euro in vetta a 14 punti, a 10 i padroni di casa. Il lancio lungo qui tentato. È questa per ora la trama offensiva delle due squadre. Lanci in avanti lunghi alla ricerca delle due punte per poi cercare uno sfogo sulle ali o sugli inserimenti dei centrocampisti. Babucci aspetta la sovrapposizione del compagno, poi va direttamente in area, fa buona difesa De Luca, fa buona guardia e poi fallo commesso nuovamente da Baronci. È il terzo consecutivo del numero 7. Alesi prova a passare in mezzo a 3, non ce la fa, poi da terra prova a riconquistare palla caparbiamente, ma la stessa esce tra i piedi del Play Euro. Poi D'Antoni prova il break, va in pressione. Russo costretta a non gestire il pallone perfettamente, guadagna comunque rimessa laterale. Babucci con la sponda, poi la palla girata per Barile entra all'interno del campo, poi lancio sulla destra, può arrivare l'1 contro 1, vedremo la conclusione, ma è facile la presa di Micucci. Tra l'altro c'era un fuorigioco attivo
sulla linea di porta e dunque nulla di fatto. Micucci al rinvio, controlla Porcacchia, spalle alla porta, riceve Metta, poi Porcacchia sbaglia il tocco in avanti, allora subito lancio lungo alla ricerca del numero 7 Alesi, che però si fa largo con una spallata, dunque calcio di punizione per il Play Eur. Papucci tiene lì palla, poi prova il destro, facile la parata di Micucci. Ottima qui la giocata del numero 9 che ha controllato, si è girato e ha scaricato il destro dal limite dell'area. Poi qui lancio lungo del portiere, Alesi non arriva, palla direttamente in fallo laterale. Lancio lungo direttamente tra le mani di Castellani. Lo abbiamo detto, primi minuti molto equilibrati con le due squadre che tentano di trovare uno spiraglio con questi lanci lunghi dei portieri o dei difensori in regia. Bravo qui, Placidi a riconquistare palla, poi però la perde sul pressing di Metta. Porcacchia tenta il lancio per Barile, poi riparte Martini, palla resta lì e c'è rimessa laterale per i padroni di casa. Tefranco se ne incarica, riceve nuovamente sull'auto di destra, viene pressato da Baronci. Poi Galluzzi indietro per Micucci, che la rialza per Galluzzi, che con un dribbling salta splendidamente Babucci, poi senza fronzoli spazza la difesa. Alesi prova a raggiungere il pallone, numero 7 in proiezione offensiva in questi minuti di gioco. Martini, Cesaretti, lancio sulla sinistra, squadra giallo-verde che continua con questi lanci lunghi alla ricerca dei compagni. Poi il fischio dell'arbitro per questo fallo trattenuta. E dunque calcio di punizione per il Play Eur. Tanto gioco fermo, due palloni in campo, allora la va a riprendere Castellani, il portiere del Playero, e la consegna ai suoi compagni, a Capitan Porcacchia che si incarica di questa battuta. Vedremo se sarà uno schema alla ricerca delle torri o un passaggio per gli esterni. Melucci torna indietro, quindi probabilmente sarà un lancio all'interno dell'area di rigore. È così, cross sul secondo palo
col petto De Franco. Poi prova il lancio per Martini che scivola, non controlla, e allora Baronci, Barile, l'anticipo di Alesi che in questi 20 minuti, in primi 15 minuti scusate, sembra tarantolato, corre su ogni pallone. De Franco, lancio lungo col sinistro, non ha il suo piede e si vede. Poi Baronci se ne va. Tanti contatti, partita fisica, l'arbitro lascia correre, dunque partita godibile fino a questo momento, anche se i ritmi non sono altissimi. Qui fallo su Martini e dunque stavolta saranno i padroni di casa a cercare l'area di rigore. Martini, battuta veloce la punizione, prova il cross, ottima la chiusura di Melucci, poi la palla resta lì per il numero 8 che prova il destro, non trattiene il portiere, la palla resta lì, ancora una parata del portiere Castellani. Prima vera occasione sui piedi di D'Antoni che ha provato con l'esterno destro, Castellani non l'ha trattenuta, poi però si è riscattato sulla ribattuta. Palla all'interno dell'area di rigore, Alesi sul pallone, Alesi si porta il pallone sul sinistro, la palla poi sul secondo palo, c'è spazio, 1 contro 1 tentato, il rientro, la conclusione col destro, ribattuta, poi prova a spazzare senza fronzoli Melucci e conquista un calcio di punizione. Tanti cambi di palla in questi minuti di gioco, probabilmente un po' sgonfi, tante interruzioni, infatti i giocatori si lamentano. Al momento la riprende Capitan Porcacchia, pronto a lanciare lungo. Flores sulla destra, 1 contro 1 con De Luca. Poi palla in mezzo, spazzata però. Alesi prova con il tacco a far proseguire il compagno. Però si colpisce il piede destro e dunque rimessa laterale per il play euro che batte rapido, ma non è precisa. Alesi con il petto prova a metterla giù. Poi Babucci si gira elegantemente il numero 9, allarga per Metta, cross in mezzo sul secondo palo, stava per arrivare Barile. Fondamentale la difesa di De Franco. Pronto da corner il numero 10, cross direttamente tra le mani di Mikucci che potrebbe rinviare lungo, poi aspetta che i suoi compagni salgano e superino la metà campo, poi la passa Ercolani. Sulla destra Capitan Stampone però prova direttamente il lancio lungo, perfetto il controllo di Martini. Martini allarga sulla destra, 1 contro 1 di De Franco, se ne va sulla destra, il cross rimpalato da Melucci che non riesce a mantenere la sfera in campo, dunque calcio d'angolo per il play euro, il secondo.
scusate, i pescatori Ostia, il secondo per i padroni di casa. Palla sul primo palo, esce Barile, prova il lancio lungo, però non c'è nessuno a raccogliere la sfera. Allora De Franco sul secondo palo sfila la palla e il tiro con il sinistro, altro sopra la traversa. Castellani al rinvio lungo. De Franco per Ercolani, poi Micucci. Rischia qui sul rinvio, lo va a pressare Babucci e per un soffio non gli ruba la sfera. Che rischio qua per il numero 1 dei padroni di casa. Poi lancio che si perde direttamente in fallo laterale, quello di Tantoni. Babucci prova a girare con il sinistro, De Franco con il petto. Tante palle recuperate dal numero 2 questi primi 23 di gioco. Qui poi fallo in gioco pericoloso su D'Antoni. Calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, stacca la difesa del Play Euro. Poi il controllo, il tentativo di Ercolani che preferisce non perdere palla, piuttosto la prova a concludere verso la porta avversaria, tiro però tutt'altro che preciso. Galluzzi, Capitan Stampone, tiene palla, poi lancia lungo all'interno dell'area di rigore, buona l'idea, prova ad arrivarci Placidi che però commette fallo. Babucci prova la sponda di testa, nessuno però prosegue sulla sua traccia e dunque tocco sotto per De Franco, esce in anticipo Baronci che la spedisce in fallo laterale, pressione alta del Play Eur. Lanzi, Baronci, Martini si frappone e manda in fallo laterale, poi Babucci prova la sponda, qui a vuoto Porcacchia e allora può ripartire Alesi. Porcacchia recupera il suo stesso errore, poi la dà a Metta,
Ceccaroli, lancio a metà strada fra Barile e Flores, dunque Micucci con il destro. Qui intanto contrasto tra il numero 7 Baronci e Martini, probabile gomito alto sul numero 10, però vedremo se c'è stato un intervento pericoloso, se c'è un problema per il numero 10 che intanto è ancora a terra. Si rialza il numero 10, dunque niente di preoccupante. E poi riconsegna agli ospiti la palla Alesi, Russo, Lanzi, Porcacchia, esce Stampone in anticipo, poi prova il lancio lungo e c'è calcio di punizione dal limite dell'area. Tre uomini in barriera, se si aggiungerà Barile 4 uomini addirittura, mette Castellani, probabilmente ci sarà il tentativo verso la porta, nessuno all'interno dell'area di rigore e quindi arriva il tiro con il destro largo sul secondo palo, però ci ha provato D'Antoni nella circostanza. Tanto ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco, sempre 0-0 il punteggio qua all'Ostia Lido. Stacca Babucci, poi D'Antoni, Galluzzi, palla pericolosa qui, la lascia rimbalzare De Franco che poi con il ginocchio la spazzata, la conclusione al volo di Metta, in 2 tempi Micucci. Alesi cercava il compagno D'Antoni, non l'ha trovato però, poi calcio di punizione per il play-eur. Baronci apre per Melucci, non controlla però il numero 3. Galluzzi, la prolunga per Alesi, poi esce Ceccaroli. Melucci rimessa lunga, sponda tentata in mezzo per Flores, poi qui fallo su D'Antoni. Lancio lungo per Martini che la tiene sull'alto, poi il cross di De Franco
però Metta è lì e può controllare, trasformando l'azione da difensiva in offensiva. Poi lancia Flores, che però non può arrivare. Ercolani con calma verso Micucci. Poi contrasto a centrocampo, l'arbitro tira fuori il cartellino giallo. Stessa situazione di prima, Baronci alza il gomito su Martini. Nella prima occasione il numero 7 non era stato sanzionato con il giallo, secondo fallo, identico al primo. Questa volta l'arbitro estrae il cartellino giallo. Ercolani all'interno dell'area di rigore. D'Antoni gira sulla sinistra, chiede l'1-2, ancora D'Antoni sul fondo, la palla in mezzo, non c'è nessuno però a raccogliere il suggerimento del numero 8. Allora Barile direttamente con il destro, lancio lunghissimo in fallo laterale. De Franco con le mani. Cesaretti vince il contrasto di testa, dunque altra rimessa laterale per i padroni di casa. 8 alla fine del primo tempo. Martini riconquista palla, rientra sul sinistro, poi perde il contrasto con Baronci. Metta, grande pressione qui della Pescatori Ostia, sbaglia il tocco d'Antoni per De Franco. Ceccaroli, Lanzi, poi perde palla il numero 4. Cesaretti avanza, la alza con una scucchiaiata, esce Castellani e la fa sua, poi Metta riparte in contropiede, lancio lungo alla ricerca di Barile, che però non può arrivare sulla sfera per l'ottima difesa della retroguardia dei padroni di casa. Alesi se ne va sulla sinistra, ancora Alesi, il cross in mezzo, non c'è nessuno però a raccogliere la palla. Poi Martini, la palla dentro, sbaglia il cross De Luca, era una ghiotta occasione per la Pescatori Ostia, impreciso il numero 3, all'interno dell'area erano pronti Placidi, Martini e Cesaretti. Castellani a rinvio, sponda di Babucci, tante sponde tentate dal numero 9 nel primo tempo, non ha quasi mai trovato i compagni però che non lo aiutano. Poi il numero 9 commette fallo su D'Antoni. Palla lunga per Alesi, chiude in fallo laterale Lanzi nell'occasione, poi Martini con la testa, scambia con Alesi, poi prova direttamente in mezzo all'area di rigore
però fa buona guardia Ceccaroli. Può ripartire Barile sull'out di sinistra. Barile, il tocco per Metta, ma c'è la chiusura perfetta di Stampone. Poi prova un lancio Baronci, che però non trova i compagni. Poi si riparte da Ceccaroli. Babucci fa salire la squadra, poi il cross in mezzo di Russo, spazzato, ancora Russo. Galluzzi riparte con calma la Pescatori Ostia, che poi si affida a questo lancio lungo. Martini, nuovamente il duello con il numero 7 avversario, poi la palla in profondità per Alesi. Melucci recupera sul numero 7, si rifugia in fallo laterale. Martini 1 contro 1, gioca di suola, poi va sul destro. Alesi col sinistro, prova la conclusione con i pugni, para Castellani. Calcio d'angolo, il quarto per i padroni di casa. Quando ci stiamo avvicinando all'intervallo, sarà Cesaretti a battere il calcio d'angolo. Cesaretti dal corner, la palla in mezzo, libera Porcacchia. Poi Galluzzi dietro, gioca bene con Ercolani. Galluzzi, lancio in area di rigore, non controlla però Alesi. Poi Babucci aveva provato ad andarsene, ma la chiusura di De Luca è stata perfetta. D'Antoni allarga sulla destra, Martini sul suo piede naturale, il sinistro, rientra, prova la conclusione. Il tiro si spegne alto sopra la traversa. Davvero poche le occasioni pericolose in questi primi 40 di gioco. Alesi prova a raggiungere il pallone, non ci arriva. Melucci con le mani, con il tacco, giocata deliziosa di Barile che la lascia lì per Babucci, ma De Franco fa buona guardia. Alesi scarica per Cesaretti, Martini alza la testa, cerca un'idea, poi va da solo. Alesi 1 contro 1, Alesi rientra, l'arbitro concede il vantaggio, poi fischia fallo tornando sui suoi passi. Battuto rapido, ma è passato troppo tempo dal fischio dell'arbitro e dunque bisognerà aspettare il suo fischio appunto per battere la punizione. Grandissima giocata qui del numero 7 dei padroni di casa, in mezzo a 3 era riuscito a passare a servire Cesaretti, che poi aveva perso palla e dunque si è tornati sul vantaggio applicato pochi secondi prima. Adesso sul punto di battuta va proprio il numero 7 che potrebbe provare con il mancino a rientrare. 2 mancini sul pallone, sono Martini con il numero 10 Alesi. Martini ora si allontana e si posiziona sulla destra, barriera composta da 4 uomini e Stampone a disturbare. Pronto Alesi, va con il sinistro, palla altissima.
Sì, ho capito. Ascoltami, a che ora però? Perché io sto un po' abbastanza impicciato. Ho capito. Ah, Lancio sulla destra. qual è la squadra? Prova a rientrare Flores, chiuso in fallo laterale. Ok, va bene. Sì, sì, ho capito. Pabucci di testa. Poi D'Antoni. Flores, palla in mezzo. Bene, guarda, non Bravo ti assicuro, De Franco non ti con assicuro. il rinvio a liberare. Ok. Poi Flores non riesce a tenerla di testa. L'anno scorso più un milione una bella cosa. Cesaretti per Alesi. Alesi prova a riconquistare la sfera, ci riesce. Alesi. Sta palla, Lore, mamma mia. Poi va indietro per Cesaretti. Cesaretti, 1 contro 1, va sul sinistro, prova il cross, ribattuto, rimessa laterale, battuta subito dal numero 11, Martini, con il destro, il piede non suo. Alesi prova il colpo di testa, Melucci lo contrasta, poi Barile prova il tocco di prima per far proseguire Melucci, ma è impreciso. Melucci qui poi spazza, fa buona guardia su De Franco, Stampone riparte da Galluzzi che prova il lancio lungo all'interno dell'area di rigore. È buona la palla, deve uscire con i pugni Castellani. L'arbitro però ferma il gioco, dunque calcio di punizione per gli ospiti. Porcacchia, cerca la sponda di Babucci, la palla sfila e non ci arriva Metta, e allora riparte D'Antoni col sinistro, ottima la sponda per Cesaretti, Cesaretti lancio e l'aggancio è perfetto di Martini, ma sta facendo una partita mostruosa Melucci in difesa, poi scintille tra i due. Fantastico in alcune circostanze il numero 3 del Play-Eur, che qui sull'alto di sinistra dove la Pescatori Ostia ha tentato più volte di sfondare, ha sempre chiuso, sempre stato preciso nei recuperi su Alesi, Martini e Cesaretti. De Franco con le mani, Alesi la lascia lì al numero 2 che la prova a mantenere sulla linea, non ci riesce. Melucci, poi Stampone, il rinvio impossibile, arrivare per Martini. Bene qui in copertura Stampone. Ceccaroli di testa, poi Lanzi, Metta direttamente tra le braccia di Micucci. De Franco batte veloce verso Martini che scatta all'interno dell'area di rigore. Martini con il petto prova a girarsi col sinistro, non trova però perfettamente l'impatto con la sfera.
Buono qui l'anticipo di Stampone, poi si gira con il tacco per far proseguire Cesaretti, che però non può arrivare sulla sfera. Poi Metta, Flores lascia per Metta, Metta di prima verso Babucci, Babucci prova la conclusione ma c'era fuori gioco nell'occasione. Martini prova per Alesi, una traccia, ma è bravo Ciccaroli. Padroni di casa che stanno salendo negli ultimi minuti tentano di rendersi pericolosi, ma è brava la difesa del Play-Eur. Qui fallo su Melucci, che davvero ha giocato un primo tempo perfetto. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Qui all'Ostia Lido è 0-0 tra Pescatori Ostia e Play-Eur. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, 0-0 dopo i primi 40 minuti di gioco. Si parte con il Play-Eur in possesso della sfera. Stampone. Poi Melucci, Alesi, guadagna fallo laterale, molto attivo il numero 7 nel primo tempo sull'out di destra, tanti duelli con Melucci che fino a questo momento però è stato perfetto. Ecco qui Melucci che lascia sfilare il pallone. Davvero in condizioni strepitose il numero 3 del Play-Eur. Sponda di Babucci sul secondo tocco, prova ad arrivare Metta. Palla direttamente sul fondo, Flores non la può controllare. Porcacchia alza la traiettoria. D'Antoni sull'out prova a partire, però inciampa sulla linea laterale. Poi l'arbitro fischia fallo, i due numeri 8 a contatto e Metta a commettere fallo su D'Antoni. Ercolani sul secondo palo, poi Cesaretti, sponda per Alesi, Alesi però non controlla, dunque Metta, Baronci apre sulla sinistra, sale il Play-Eur, prova l'1-2 la squadra ospite sempre tra Baronci e Ceccaroli, non si chiude però e dunque riconquista la palla Martini, fallo di Baronci, ricordiamo, unico ammonito nel primo tempo. Ceccaroli.
Micucci, Metta, fuori gioco, di rientro di Babucci, e allora accelera la squadra di casa. Alesi trova il tocco dentro, troppo lento, però è prevedibile, e allora Flores, bravo, però in copertura Ercolani. Partita equilibrata anche in questo avvio di secondo tempo, dunque la trama offensiva, la storia non cambia rispetto alla prima frazione. Alza il gomito qui Babucci, contrasto con Ercolani e l'arbitro, scusate, con De Luca. L'arbitro sanziona il gomito alto appunto del numero 9, poi Micucci. Metta, tocco sotto, cercava Baronci, ma ha fatto buona guardia alla difesa dei gialloverdi. Stampone, esce Stampone, la passa a Placidi, Placidi sulla sinistra, può rientrare 1 contro 1, Placidi se la porta sul sinistro, prova la conclusione e c'è il miracolo di piede da parte di Castellani. Che bella l'occasione e la giocata del numero 9 dei padroni di casa che sfiorano il vantaggio. Poi Galluzzi, la palla resta lì, schiacciato però il destro. D'Antoni, palla per Alesi che non la controlla, poi l'arbitro fischia un fallo da parte di Alesi. Sarà Porcacchia a cercare il lancio lungo per la sponda dei compagni. Ci prova Babucci, non è una novità in questa partita. Tante volte ricercato il numero 9, probabilmente coach Luzzardi l'ha preparata così, lanci lunghi per la punta e poi la ricerca degli inserimenti e degli esterni. Tanto Micucci fa salire De Franco, che la lascia a Martini. Martini prova il lancio per D'Antoni. D'Antoni, ottimo l'aggancio del numero 8 in sovrapposizione. Arriva un compagno a aiutarlo, Martini poi cambia direttamente il gioco dall'altra parte del campo. Alesi, Martini, forse la palla è troppo lunga e così non può arrivare De Franco. Pescatori Ostia che però sta tentando in tutti i modi di sbloccare questa partita. Ricordiamo ancora a secco di vittorie tra le mura amiche. La squadra di Dottolano. Lanzi lotta a centrocampo, conquista la palla, poi la sfera verso Flores che non ci crede più di tanto, però era filtrata e sarebbe stata un'ottima occasione a tu per tu con Micucci che va rinvio. Fuori gioco intanto. Porcacchia, aspetta che l'arbitro fischi, poi lancia lungo, Babucci non trova la sponda. Lanzi, Baronci viene chiuso, Lanzi torna indietro, il destro, tutto facile per Micucci che agguanta la sfera, aspetta che i suoi si riposizionino e poi va al rilancio lungo verso Alesi. Alesi la tocca, direzione di Placidi,
Poi dall'altra parte De Luca fa buona guardia e si prende il fallo laterale. Cesaretti prova a prolungarla per Placidi, Alesi non aggancia. Flores, Metta, Lanzi, Baronci prova il tiro, sempre centrale e non pericoloso nella circostanza. Due tiri neutralizzati facilmente da Micucci. Ercolani, Porcacchia, Babucci, Metta, ma l'arbitro fischia fallo su Babucci da parte di D'Antoni. Sempre Porcacchia a gestire la regia di questi calci di punizione nella propria metà campo. Porcacchia va al rinvio lungo all'interno dell'area di rigore, controlla il numero 10, poi il tiro di Baronci direttamente sul fondo. D'Antoni alza verso Alesi, stacca Porcacchia, poi Metta la tiene lì per Flores che va col sinistro, svirgola però il numero 11 del Play-Eur. Non era facile qui. Gioco pericoloso qui, chiamato a Cesaretti, poi la palla dall'altra parte per il numero 10 del Play-Eur che allarga troppo velocemente verso Baronci, era stato Barile appunto a cercare il numero 7 sulla sinistra, ma la palla troppo arretrata nella circostanza. Metta esce benissimo Stampone, poi lancia lungo, forse troppo. Flores lotta sull'out, la palla non è uscita, allora De Luca. D'Antoni con l'esterno la tiene giù, poi ha provato ad andarsene ma si è portato la sfera direttamente sul fondo. Partita povera di emozioni fino a questo momento, solo due vere occasioni per i padroni di casa, soprattutto quella di Placidi di pochi minuti fa. Flores gira per Babucci, c'è il tocco di De Luca e dunque calcio d'angolo per la squadra in completo nero. Pronto Flores dal corner, palla all'interno dell'area di rigore, ci arriva Porcacchia ma non riesce ad indirizzare verso la porta, poi tentativo di cross e altro calcio d'angolo guadagnato da Baronci. Poi calcio d'angolo battuto velocemente, prova nuovamente il numero 7 a metterla dentro, poi un'idea
all'interno dell'area, ma la palla che si spegne docilmente sul fondo. Micucci a rinvio. Se ne va Lanzi, prova la conclusione, ribattuta, allora prova D'Antoni, fallo di Babucci che non lo fa ripartire. Cartellino giallo sventolato al numero 9 che non ha concesso la ripartenza a D'Antoni. Tanto cambio, esce proprio D'Antoni per i padroni di casa. Ottima la prestazione del numero 8, tanto sacrificio, tanta corsa. Tra l'altro il numero 18 Masciangelo. Lancio lungo, prova ad arrivarci il numero 9 Placidi. Lanzi verso Barile, palla poi che si alza e finisce tra i piedi di Capitan Porcacchia. Flores, palla girata di prima verso Babucci, ma esce bene Stampone. Allora può ripartire la squadra di casa, la palla in avanti proprio per il neoentrato Masciangelo, che però non riesce ad addomesticarla. Tocco Flores, delizioso il tocco per Metta, che però non mantiene la palla in gioco. Era stata fantastica la giocata qui del numero 11 della squadra ospite. Placidi, Porcacchia, fa buona guardia, poi il dribbling del numero 6. Baronci, Alesi, sfida tra due numeri 7. Alesi viene fermato con un fallo proprio da Baronci. Tanto cambio per il player dentro Veneselli, il numero 14. Palla all'interno dell'area di rigore. Lanzi, lancio lungo verso Babucci, rimbalza il pallone direttamente tra le braccia di Micucci. Baronci lascia per Melucci, che poi perde la palla. Lancio in profondità è buono, ma l'intervento difensivo è fantastico. Comunque nulla di fatto perché c'era fuori gioco nella circostanza. Melucci pronto al lancio.
si deve ripetere, però c'erano 2 palloni in campo. Stacca Babucci, poi Lanzi, De Luca, Ercolani, Placidi, Cesaretti, prova il cambio di gioco ma è bravo Melucci in copertura, Stampone, Galluzzi col sinistro, ottimo il controllo, la giocata del numero 9 che la passa in profondità per Masciangelo che davanti a Castellani non la controlla e in 2 tempi il portiere del Play Euro la fa sua. Grande chance di sbloccare il risultato per il numero 18 appena entrato. Babucci non la controlla, la palla poi torna al numero 7 Baronci che però schiaccia il sinistro, non è il suo piede e si vede. Rilancio lungo, la palla resta lì, Martini prova il sinistro di un soffio alto sopra la traversa. Qui era stato Porcacchia a lasciare la palla al numero 10 avversario che con il sinistro ha provato la realizzazione, palla di un soffio alta. Babucci sponda, non cambia la trama di gioco degli ospiti, sempre palla lunga alla ricerca di Babucci. Martini, cross dentro, sul secondo palo arriva l'anticipo e il tiro di esterno sinistro e il gol fantastico di Alessi, è stato il migliore fino a questo momento, il numero 7 che la sblocca. Cross di Martini sul secondo palo, è arrivato Alessi, l'ha messa giù e poi con uno splendido esterno sinistro ha portato in vantaggio la Pescatori Ostia. Che bella la giocata del numero 7. E dunque vedremo se ora il Play Euro cambierà il sistema di gioco e se continuerà i suoi lanci lunghi un po' sterili in questa partita verso Babucci. Qui intanto palla buttata in fallo laterale, vantaggio meritato dei padroni di casa che avevano tentato negli ultimi minuti di schiacciare nell'area di rigore gli avversari e dopo diverse parate di Castellani e un paio di occasioni sprecate da Masciangelo è arrivato il vantaggio. Poi palla verso Placidi, esce Castellani con le mani, facile la presa del portiere. Babucci, poi Baronci per Veneselli, la dà nuovamente a Baronci che però perde palla, non ci pensa su 2 volte De Franco che la manda in fallo laterale. Russo con le mani, cerca Babucci che lascia scorrere, bravissimo qui Stampone, bravissimo, si rifugia poi in fallo laterale mentre intanto arriva un cambio, esce il numero 7 Baronci. Babucci non controlla, poi Placidi spazza, controllo di Melucci con il destro
e Paras arriva con la punta delle dita a Mikucci. Eccolo lo squillo del play Eur. Menucci non solo un'ottima prestazione in difesa, ma adesso ha tentato anche con il destro da fuori, ma Mikucci non si è fatto sorprendere. È entrato Mazzesi del play Eur per Baronci nell'azione precedente. Prova il dribbling su Metta e ci riesce Martini, che poi subisce un fallaccio da dietro da parte proprio di Metta, che però va subito a chiedere scusa, si accusa del fallo e viene ammonito dal direttore di gara. Era stato saltato netto il numero 8 del play Eur, che poi ha agganciato il piede dell'avversario da dietro, gli chiede scusa nuovamente, ammonito, e dunque si riparte. Tanti falli subiti da Martini in questa partita. Dunque calcio di punizione per i padroni di casa. Cesaretti sul punto di battuta all'interno dell'area di rigore sul secondo palo. La palla liberata dalla difesa del play Eur, poi c'è un fallo fischiato a Capitan Stampone. Ci vogliono idee nuove per il play Eur per pareggiare questa partita. Vediamo Russo cosa si inventa qui. Il solito lancio per Babucci e Stampone la alza. Placidi non la tiene, allora Babucci la perde ancora una volta, il numero 9. Poi Galluzzi all'interno dell'area di rigore rischia di perdere la sfera, ma Placidi decide di lanciare Alesi, l'autore del gol del vantaggio, che però non controlla. Veneselli aveva tentato di far proseguire Babucci, due però non si sono capiti, e allora rimessa laterale che andrà a battere De Luca con le mani. Sbaglia il tocco Placido e allora Barile, Babucci, la sponda per Boncompagni. Boncompagni se ne va sulla sinistra, poi la palla finisce tra i piedi di Minicucci, che può controllare senza troppi patemi. Alesi, lancio lungo, buona guardia, fa porcacchia. Barile di prima per Veneselli, che aspetta l'arrivo di Russo sulla destra. Russo dentro ancora per Barile. Intanto qui l'arbitro fischia un fallo di mano e dunque sarà calcio di rigore per gli ospiti. Grandi proteste dei padroni di casa. Qui il fallo di mano è stato commesso da Cesaretti, che dice di aver messo le braccia dietro la schiena.
E allora sarà calcio di rigore per il Playeur. Sarà Micucci contro Barile. Micucci contro Barile. Tutto pronto. L'arbitro fa rispettare le distanze all'interno dell'area di rigore. Parte Barile con il destro ed è il pari del Playeur. Non ha potuto niente Micucci, dunque 1-1 all'Ostia Lido. Che cazzo ne sei inventata, schifoso? Tutto da rifare per la Pescatori Ostia. Al primo vero tiro pericoloso, ovvero il calcio di rigore, ha pareggiato il Playeur, che dunque recupera il gol di svantaggio. Ora vediamo se riuscirà ad avere nuove energie addirittura per portarsi in vantaggio. Qui Boncompagni, squadra cambiata dal suo ingresso in gioco. Fuori gioco qui il numero 15 dopo il tocco di Barile, autore del pari su calcio di rigore. Micucci al rinvio. Fuori gioco. Anzi no, fallo. Chiamato a Masciangelo. Palla in area di rigore. Prova ad arrivarci Placidi. Il Playeur adesso in proiezione offensiva. Prova addirittura a vincerla. Ceccaroli commette fallo su Martini. Ancora proteste qui di De Luca, che dice al guardaline che la palla era finita sulla spalla. Nell'occasione però il direttore di gara non ci ha pensato su. Intanto cambio per i padroni di casa. È entrato il numero 14 Lopresti. Cesaretti si fa rubar palla, poi la riconquista mettendosi tra palla e il giocatore avversario. Fallo e dunque calcio di punizione per il Pescatori Ostia. Ma sapete come la vista il rigore, eh? Oh, a coglioni! A guardiani dei coglioni! Martini sul punto di battuta, tanti uomini all'interno dell'area di rigore. Pronto un trenino sul secondo palo da parte dei Pescatori Ostia. Palla sul primo palo direttamente verso il portiere, non ci arriva Stampone, alza Castellani. Verso Boncompagni. Rimessa laterale per il Playeur.
Ceccaroli con le mani. Play Euro ha trovato nuova linfa dopo il pari su calcio di rigore, mentre i padroni di casa sembrano essersi leggermente spenti, ma è comprensibile, chiaramente hanno preso entusiasmo gli ospiti. Palla lunga! De Luca, Galluzzi, poi Barile per Veneselli, la palla rimane lì, Barile la alza per Boncompagni, che però commette fallo per arrivare sulla sfera e dunque calcio di punizione. Sono aumentati i ritmi in questi ultimi 15 minuti di gioco rispetto al primo tempo, abbastanza soporifero. Boncompagni, poi l'apertura sulla sinistra, il cross in mezzo, bravo Capitan Stampone a buttarla via, poi Lanzi per Boncompagni, Boncompagni cerca un'idea, trova Veneselli, palla per Boncompagni, ma è bravo Placidi in copertura. Cambio per i padroni di casa, esce un fantastico Marchini, autore di una grandissima prestazione, entra con il numero 17 Franci. Fallo laterale, battuto direttamente in mezzo all'area, prova a rovesciare il numero 14 sul secondo palo, la palla resta lì. Poi un po' di confusione, la conclusione non è pericolosa da parte di Lanzi. Porcacchia si rifugia in fallo laterale. Ancora Porcacchia, Galluzzi, Stamponi con il destro in avanti, Porcacchia, Metta, Barile, Metta prosegue il numero 8, poi allarga per Boncompagni che commette fallo, una gomitata ai danni di Galluzzi, si va subito a scusare il numero 15 che ha allargato il braccio nella progressione, ha commesso fallo. De Luca per Galluzzi, palla gestita da Babucci, poi c'è un fallo sanzionato all'altezza del centrocampo a favore dei padroni di casa, commesso da Barile. Il fallo batte veloce la squadra di casa, prova a rientrare ma Placidi, l'intervento è sul pallone pulito.
Babucci, chiaro il fallo qui in giocata di punte sull'avversario. Ercolani, un tiro che si spegne direttamente sul fondo. Qui fallo su Placidi, si avvicina il direttore di gara, pronto il cartellino giallo per il numero 4 Lanzi. Cesaretti andrà col sinistro in mezzo all'area di rigore. La sponda tentata per un soffio, non arriva il tocco di un giocatore dei padroni di casa. Calcio d'angolo per la squadra in completo giallo-verde. Palla in mezzo all'area, stacca di testa un giocatore del player che subisce fallo. Dunque calcio di punizione per squadra ospite. Fallo di Ercolani che sale sulla schiena di Babucci. Calcio di punizione per il player. Vediamo se saliranno le torri o se la squadra di Luzzardi tenterà di giocare corto. Probabilmente è una palla in mezzo. Sale anche Mazzesi. Sul pallone c'è Metta. Palla in mezzo all'area di rigore. A buona guardia la difesa dei padroni di casa. Poi se ne va Placidi si fa tutta la fascia, scarica sulla sinistra per Masciangelo. Poi l'arbitro non si avvede del contatto subito dal numero 9. Gioco fermo. Gioco ancora fermo, Placidi colpito dopo aver scaricato palla, per l'arbitro non era calcio di punizione. 3 coglioni hanno mandato, 3 coglioni! Tanto me ne cazzo! Mi pare gli uomini ci portarci tua! Guarda come coglio, la preso pure Pronto il player al rinvio, dunque è un po' di tempo che non batte Castellani, che forse ha problemi al suo destro. Masciangelo
viene esteso e dunque calcio di punizione dal limite. Calcio di punizione all'altezza del vertice alto dell'area di rigore. Tutti gli uomini del Play-Eur tra barriera e area di rigore per allontanare una delle ultime minacce della partita. Vai capitano, vai capitano! Sono 6 giocatori del squadra di casa all'interno dell'area. Il colpo di testa sul secondo palo, il pallone resta lì, poi l'arbitro non fischia un colpo di mano richiesto dai giocatori di casa. Contropiede dall'altra parte, è scoperta la squadra di casa, tu per tu, 1 contro 1. Il numero 14 va con il destro e c'è il vantaggio, il contropiede di Veneselli. 2-1, esplode la gioia del Play-Eur. Incredibile quanto successo all'Ostia Lido, tutti intorno all'arbitro che ha estratto il cartellino a sanzionare le proteste dei padroni di casa che volevano un fallo di mano nell'occasione precedente all'interno dell'area di rigore sul capovolgimento di fronte. È arrivato il gol di Veneselli, subentrato nel secondo tempo, che freddo davanti a Micucci l'ha fatta passare sotto le braccia del portiere e dunque la ribalta il Play-Eur. Da un possibile gol fatto al gol subito, Play-Eur che si dimostra squadra molto cinica. 3 tiri in porta, contando anche il rigore, 2 gol realizzati. Intanto espulso l'allenatore Duttolano, era appena rientrato dalla squalifica e viene espulso dopo le proteste su questo gol. Riparte la partita, l'arbitro ferma però nuovamente il gioco, si avvicina alla panchina e espelle un giocatore direttamente dalla panchina. Probabilmente qualche parola di troppo, tanto nervosismo ora tra la squadra in completo giallo-verde che hanno accarezzato il successo, poi il pari su rigore per fallo di mano di Cesaretti. Ora il gol di Veneselli. Galluzzi, palla girata sulla sinistra per il numero 9 Placidi, poi lancio lungo, palla direttamente in fallo laterale. Veramente un'altra partita quella del secondo tempo, dopo lo 0-0 dei primi minuti di gioco della prima frazione sono aumentati i ritmi, sono arrivate le occasioni da gol, sono arrivate poi le realizzazioni, prima del Pescatori Ostia, poi le 2 del Play-Eur. Barile fa proseguire sulla sinistra il compagno che prova il lancio facile, la presa dei Micucci che deve accelerare adesso. Lancio in profondità. Palla poi filtrante all'interno dell'area di rigore.
Cesaretti, poi il tentativo di Franci sul sinistro, 1-2, se ne va con un dribbling, ancora il dribbling di Franci, la mette dentro con il destro, poi Galluzzi però Lanzi la rinvia, De Luca, Alesi, palla in mezzo all'area, arriva da dietro la conclusione, finisce qui la partita, 2-1 per il Play-Eur che dunque si conferma in vetta alla classifica, mentre il Pescatori Ostia perde nuovamente in casa e deve rinviare la prima vittoria tra le mura amiche.